Eder, Mech, Pallister. Auguri di buon anno nuovo a tutti quanti. Certo, un abbraccio a tutti quanti da Seba e Lili, ciao. Fine 2025, puntata speciale Garlasco, ovvero il caso che non invecchia, si replica. E quando si replica, aggiunge pure scene tagliate. Chiara Poggi, tra sangue, perizie e la solita indagine nata male. A Zona Bianca del 30 dicembre si torna sul delitto di Chiara Poggi, con un menù che ormai conosciamo. Errori a pacchi, discussioni infinite e la sensazione che ogni volta si debba rimettere il nastro all'inizio. Si parla di circa 70 errori nelle indagini originarie, con la difesa di Alberto Stasi che ribadisce l'etichetta più gentile possibile. Indagine nata malata. E quando una cosa nasce male non è che guarisce perché ci fai un talk show sopra. Il punto nuovo, per come viene raccontato, è che nel calderone tornano a pesare anche analisi tecniche sul sangue. La BPA, cioè lo studio delle tracce ematiche, citata come possibile chiave per leggere dettagli che all'epoca non sono stati valorizzati come avrebbero dovuto. Traduzione: dopo 18 anni stiamo ancora litigando con la scena del crimine, e non è un bel segno. In studio Simonetta Matone critica quella che considera la scelta più fragile: costruire un pezzo enorme del processo sui 23 minuti liberi nell'alibi. Simona Ruffini parla invece di visione a tunnel e di indagini condotte con il paraocchi, e spinge su uno scenario più duro. Possibile presenza di più aggressori, più armi e un accanimento che viene descritto come un gesto sadico, con Chiara che finisce giù dalle scale. Il medico legale Vittorio Fineschi, dal canto suo, la mette così: per lui ora della morte, dinamica e arma sono ancora punti aperti, con l'arma che resta il grande oggetto mitologico mai trovato. E soprattutto questo, come ciliegina, c'è il fatto che nel filone attuale compare anche Andrea Sempio, indicato come indagato nel quadro delle verifiche più recenti. Insomma, la sentenza è passata in giudicato, ma il caso continua a comportarsi come se avesse un abbonamento stagionale. Tabulati, gli squilli privati che arrivano quando non dovrebbero. Poi ci sono loro, i tabulati, freddi, ripetitivi, perfetti per far impazzire chiunque. Riemerge la storia delle 4 chiamate da numero privato al cellulare di Chiara, tra le 11:38 e le 13:30 del 13 agosto. Niente risposta e soprattutto un dettaglio che pesa: nei mesi precedenti non risultavano chiamate simili. Il racconto collega questi dati alla finestra temporale dell'omicidio, ricostruita incrociando la disattivazione dell'allarme della villetta e i tentativi di contatto già fatti da Stasi in mattinata. Il risultato è un effetto inquietante. Quegli squilli privati arriverebbero quando Chiara, secondo quella collocazione temporale, non poteva più rispondere. E quindi la domanda diventa più scomoda del solito: chi chiamava e perché? Nello stesso filone viene ricordato anche lo scambio di SMS tra Chiara e la cugina Paola K, con una richiesta di contramal e il rifiuto netto di Chiara senza ricetta. Un frammento che da solo non spiega un omicidio, ma torna utile a fotografare clima e contesto. In questo caso ogni dettaglio viene rimesso sul tavolo, anche quelli che all'epoca erano stati trattati come rumore di fondo. Liliana Resinovic, ultimo aggiornamento 2025, non impronte digitali ma una traccia di tessuto. E adesso Trieste, chiusura d'anno anche per il caso Liliana Resinovic, con un punto che va detto chiaro: non si parla di impronte digitali. Il tema è un altro, molto più tecnico e meno televisivo. Le analisi hanno riguardato la cosiddetta impronta definita guantata su uno dei sacchi neri. La novità raccontata nel 2025 è questa: quella traccia non sarebbe compatibile con un guanto, ma con la trama dei jeans che indossava Liliana. In pratica, l'idea è che ciò che sembrava mano con guanto sia invece un'impronta a trama regolare riconducibile al tessuto, non a dita e polpastrelli. Non solo, viene descritto anche un esperimento comparativo fatto usando i jeans della vittima e campioni di sacchi simili, replicando condizioni e ottenendo impronte a trama regolare confrontabili con quella sul sacco. E per il 2025 la frase chiave è questa: a marzo sono attese spiegazioni più chiare e complete su questo punto, con un focus sull'incastro tra trama dei jeans e segno sul sacco, descritto come un combaciare molto preciso tra le parti del reperto. Morale di fine anno: su Liliana non siamo alla prova regina, ma siamo davanti a un tassello tecnico che, se verrà messo nero su bianco in modo definitivo,
può pesare nella lettura di come e quando quei sacchi siano entrati in gioco. A Campobasso la giornata delle autopsie non chiude il caso, ma sposta il baricentro su una pista precisa, quella di una tossinfezione da ingestione di tossine alimentari, con risposte che arriveranno solo dai laboratori. L'accertamento irripetibile sui corpi di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Jelsi, 50, non ha fornito elementi conoscitivi immediati, come ha spiegato il procuratore Nicola D'Angelo al termine dell'esame. Tradotto, la semplice autopsia, da sola, non basta a dire che cosa abbia provocato i decessi. Ora servono gli esami tossicologici e chimici sui reperti e sui prelievi effettuati, con tempi tecnici stimati in circa 60 giorni per i risultati ufficiali. Nel quadro ricostruito dagli inquirenti, l'ipotesi di un avvelenamento volontario da parte di terze persone perde forza, pur senza essere archiviata. La procura infatti continua a ribadire che nessuna pista viene esclusa. Ma l'impostazione resta quella di un'intossicazione legata a ciò che è stato consumato a tavola nei giorni precedenti. L'attenzione si concentra in particolare sulla cena in famiglia, in cui, secondo la ricostruzione, erano presenti in 3, padre, madre e figlia minore, mentre la figlia maggiore non sarebbe stata a tavola e infatti non avrebbe accusato gli stessi sintomi. Da qui la corsa agli accertamenti su alimenti e preparazioni. Il cibo è stato sequestrato e catalogato, con una lista ampia di prodotti che comprende pietanze con funghi, conserve e preparati vari, oltre ad alimenti consumati durante le feste. Le analisi sono state affidate a strutture specialistiche, mentre la squadra mobile lavora anche sui campioni di sangue, in particolare quelli prelevati quando la donna era stata ricoverata in rianimazione. Parallelamente, l'inchiesta punta a ricostruire l'intera catena degli interventi sanitari, gli accessi in guardia medica e al pronto soccorso, la valutazione dei sintomi, le dimissioni, i protocolli applicati e l'eventuale sottovalutazione del quadro clinico. Per questo risultano indagati 5 medici, 3 del pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli e 2 della guardia medica, con ipotesi che vanno, a vario titolo, dall'omicidio colposo plurimo alle lesioni colpose. Secondo quanto emerso, madre e figlia sarebbero state rimandate a casa in 2 occasioni, nonostante sintomi già presenti. Sul fronte clinico, intanto, arrivano notizie meno drammatiche per i familiari sopravvissuti. L'Istituto Spallanzani di Roma ha comunicato il trasferimento del padre dal reparto di rianimazione a un reparto ordinario, alla luce di un'evoluzione definita favorevole. Lui e la figlia ricoverata restano assistiti dall'equipe medica e supportati dal team di psicologi. In sintesi, oggi il caso è in una fase decisiva ma ancora sospesa. L'autopsia indica una direzione, però la causa precisa del decesso passa dagli esami di laboratorio e dall'analisi degli alimenti sequestrati. Solo allora si capirà se il colpevole è stato un fungo, una conserva, una contaminazione accidentale o altro, e se nella gestione sanitaria ci siano state negligenze oppure no. Nel veneziano scatta l'allarme per un ritrovamento che apre subito uno scenario pesante. In un terreno agricolo incolto a Mira, nella frazione di Malcontenta, è stato trovato il corpo senza vita di un giovane con una ferita alla tempia compatibile con un colpo d'arma da fuoco. Il cadavere è stato individuato nel primo pomeriggio in una zona isolata, lontana da edifici, non distante dall'area industriale di Porto Marghera e dal terminal di Fusina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, mentre la procura ha impostato l'inchiesta sull'ipotesi di omicidio. Un dettaglio, al momento, pesa più di altri. Nell'area non sarebbe stata trovata alcuna arma, elemento che lascia aperte più letture sulla dinamica. Gli accertamenti sono andati avanti anche con il calare della luce, con la presenza del magistrato di turno. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un possibile regolamento di conti, pista che viene valutata insieme alle altre senza sbilanciamenti ufficiali. L'identità del giovane non risulta ancora definita con certezza e si lavora per ricostruire chi sia e da dove provenisse. Per chiarire cause e tempi della morte sarà decisivo l'esame autoptico, già indicato come prossimo passaggio dell'inchiesta. Da lì arriveranno risposte su traiettoria del colpo, distanza di sparo, eventuali segni di colluttazione e su ogni elemento utile a capire se il corpo sia stato colpito e abbandonato nel campo oppure se la scena del ritrovamento coincida con quella del delitto.
Un augurio di buon 2026 a tutti quelli che mi seguono e che non credono alle stupidate della gente stupida, e un saluto in particolare a Mario Alocchi, che purtroppo da un paio di mesi non è più con noi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.